Una task force che ha preso vita nel maggio del 2023 e i risultati sono visti con le pulizie che si dovevano fare, con processi per l'appropriatezza, e ovviamente ringraziamoli perché sono al primo posto tutti i nostri sanitari, i collaboratori, gli infermieri, i medici, gli OS, gli operatori sociosanitari che hanno fatto un gran lavoro, e oggi i risultati si vedono. Passare da 500.000 persone in categoria D a oggi in categoria D 2.201 persone in tutto il Veneto significa aver lavorato tanto. Mancano medici, uno dei fattori delle liste d'attesa. Le liste d'attesa ci sono per la medicina difensiva, ci sono perché noi principalmente abbiamo una grande offerta diagnostica, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per la diagnostica. Magari qualche volta c'è qualche inappropriatezza delle prescrizioni, ma il vero fattore poi è rappresentato dai medici. Mancano 50.000 medici in Italia, ne mancano 3.500 in Veneto. Abbiamo fatto 212 concorsi nel 2024 per 476 posti. Abbiamo fatto 212 concorsi nel 2024 per 746 posti e siamo riusciti a assumere 184 medici.